pomeriggio si apre una nuova settimana di Qui Mercato, una settimana col botto perché proprio ieri è partito ufficialmente il calciomercato. Noi Attilio Malera, buon pomeriggio, era da qualche settimana che già vi tenevamo compagnia, adesso daremo notizie calde, caldissime di minuto in minuto. Attilio. Un buon pomeriggio a tutti voi e ben trovati, una nuova settimana di calciomercato al via. Dicevi benissimo Anna, abbiamo tenuto compagnia fedelmente ai nostri telespettatori che ringraziamo sempre per la fiducia, così numerosi in maniera ufficiosa. Ora entriamo nel Qui Mercato ufficiale, nei botti di calciomercato, che tra poco sveleremo novità importanti per l'attacco del Cosenza quest'oggi, quindi rimanete con noi. Buon pomeriggio anche al nostro ospite di oggi che è Andrea Spinelli. Buon pomeriggio mister. Salve, buon pomeriggio a tutti. Allora Attilio, iniziamo proprio con le ultime notizie che riguardano il calciomercato. Io qui davanti ho già le prime pagine che ormai sono diventate, possiamo dire, abbastanza anacronistiche, no? Sì, datate, dei giornali nazionali. Insomma, parleremo un po' di tutto. Iniziamo proprio da quelle che sono le squadre calabresi. Partendo dalle breaking news di giornata, abbiamo preannunciato pochi secondi fa una novità, un nome nuovo per l'attacco del Cosenza. Da quanto ci risulta il Cosenza avrebbe allacciato i contatti per Mazzeo, calciatore in uscita da Foggia che si libererà a parametro zero. Primi approcci per cercare di capire la fattibilità di questo colpo che sarebbe senza dubbio importante, propedeutico a rinforzare il reparto numericamente in difficoltà al momento di Piero Braia. Sul calciatore abbiamo segnalato nelle scorse settimane il fortissimo interesse della Reggina in Serie C, primo nome per distacco sulla concorrenza, ma il Cosenza ci sta provando da quanto ci risulta. Per quanto riguarda invece il Crotone, trattativa battezzata e in arrivo in questa settimana la firma di Mustacchio. Tra pochissimo entreremo nel vivo anche di dinamiche possibili in uscita per il centrocampo dei pitagorici, ma intanto, come recita la nostra grafica, è in arrivo la firma per un biennale su Mustacchio. Chiudiamo con le notizie calde di giornata, con il Catanzaro che nel weekend ha raggiunto un'intesa di massima con l'Atalanta per il forte esterno Dudu Magni. L'Atalanta che ha prelevato il calciatore dal Monopoli sfruttando il diritto di recompra e ha raggiunto un'intesa di massima con il Catanzaro, e nella prossima stagione Dudu Magni vestirà la maglia del Catanzaro alla corte di Gaetano Oteri. E c'è anche una notizia che riguarda il Cosenza Calcio, la vediamo proprio sul sito ilcosenza.it. Vediamo che Sergio Mezzina è il coordinatore del settore giovanile dei rossoblù. Andiamo proprio a leggerla. Ha trovato l'accordo che rivestirà proprio il ruolo di coordinatore del settore giovanile. Mezzina è nato a Taranto nel 68 e è stato fino allo scorso giugno coordinatore degli osservatori per il Sud Italia della Virtus Entella. In passato ha anche lavorato con Reggiana, Taranto e Lecce. Mister Spinelli, diceva proprio Attilio poco fa di questo interesse del Cosenza su Mazzeo che è un giocatore che potrebbe tornare a Cosenza perché ricordo bene che è stato proprio già il rossoblù, ha vestito la maglia rossoblù ai tempi insomma della Serie B, quando c'era, possiamo dire, il duo Carnevale, poi è subentrato anche il presidente Paiuso. Insomma, non è stata una parentesi felice di quel Cosenza, però un Mazzeo che è rivitalizzato negli ultimi tempi. Sicuramente un buon giocatore che facendo parte di questo gruppo ci sta tutto. Speriamo che arrivi qualche uomo di peso, perché lì davanti abbiamo qualche difficoltà, l'abbiamo già detto in passato. Il direttore si sta muovendo bene. Sul ragazzo ci sono altre società, come ha detto Attilio poco fa, interessate magari a un contratto a lunga scadenza. Da parte nostra invece c'è il discorso della Serie B, che sicuramente diventa molto più allettante che andare in G e vincere il campionato. Quindi speriamo che, ecco, la trattativa giunga a buon fine, perché sicuramente andrebbe a involtire l'attacco della nostra squadra. Mi fa piacere invece il discorso del settore giovanile, che in questo momento la società abbia allargato la veduta per far crescere all'interno della nostra città giovani promesse, e quindi sicuramente auguro un buon lavoro al tecnico, al responsabile, perché il Cosenza ha bisogno del settore giovanile. Settore giovanile che insomma dovrebbe trovare anche il tecnico per quanto riguarda la primavera, Attilo, perché
Abbiamo visto che De Angelis è andato via dalla società rossoblu. Sì, è stato con noi a tempi supplementari in collegamento telefonico Stefano De Angelis, che da qualche settimana è il nuovo tecnico dell'Avezzano, ambiziosa formazione che il prossimo anno militerà in Serie D. La scelta è prossima, addirittura d'arrivo, tassello dopo tassello si sta sempre di più rinfoltendo anche lo staff del Cosenza, e sono d'accordo con il mister quando sinceramente sostiene che il settore giovanile sia solo un primo passo per cercare di costruirsi i talenti del domani in casa. Oggi il settore giovanile, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa con i tecnici della Pro Cosenza, viene molto spesso considerato come un peso, ma il mister accennava prima come il settore giovanile possa essere realmente un fulcro di talenti e una risorsa piuttosto che un peso. Il Cosenza sotto questo punto di vista anche nelle precedenti stagioni gli si veniva rimproverato che puntasse realmente poco sul settore giovanile. Oggi arriva sicuramente un professionista che ha una carriera alle spalle, scelto direttamente con Stefano Trinchera, e questo è fondamentale, anche l'unità di intenti, lo stretto contatto tra direttore sportivo, tra responsabile del settore giovanile, allenatore della primavera e società, per creare una sinergia che poi possa puntare a vedere sempre più calciatori della primavera in prima squadra anche a Cosenza. E poi c'è una notizia a tiro che abbiamo dato anche ieri nel corso dei nostri TG, l'hai lanciata proprio tu nel servizio che riguardava il calciomercato, con Embalo che ovviamente si allontana questa pista che portava all'attaccante proveniente dal Palermo. Sì, noi settimana scorsa avevamo verificato questa possibilità estera per Embalo, raccontando come il calciatore avesse aperto all'ipotesi estera e che stava valutando diverse proposte. Ha raggiunto un accordo di massima su base quadriennale con l'Eupen, club belga, 4 anni di contratto, c'era anche la Salernitana in Serie B, ma ha prevalso la voglia di un'esperienza lontano dall'Italia, a cifre importanti, operazione che sta curando direttamente il suo entourage Beppe Accardi, che conosce molto bene i meccanismi soprattutto del Belgio con l'Eupen. È una trattativa molto ben avviata, vicina alla chiusura, lo abbiamo raccontato, Embalo è davvero vicino all'Eupen e quindi di conseguenza sfumare un nuovo trasferimento al Cosenza, nonostante il Cosenza ci avesse provato, però con diverse difficoltà, capiva che probabilmente non c'erano segnali così positivi. Ieri la notizia che abbiamo raccontato nei nostri TG, con la svolta ad un passo, con Embalo vicino a firmare un quadriennale con l'Eupen, che avrebbe battuto, usiamo il condizionale che mai come in questi casi è d'obbligo, la concorrenza della Salernitana di Giampiero Ventura. Salernitana abbiamo visto in panchina mister con Andrea Ventura, però tornando al Cosenza, è un Cosenza che lo scorso anno ha fatto bene, nel senso che doveva centrare questa salvezza, l'ha centrata con qualche giornata d'anticipo, però adesso quello che chiedono i tifosi è quel gradino in più, proprio ambire, provare ad arrivare magari a un traguardo un po' più importante. Ma sicuramente perché dopo l'esperienza di questi anni che questi ragazzi ci stanno abituando a sempre quel gradino in più, si cerca di mirare a un qualcosa di eclatante. È normale che, come diceva Attilio, il direttore sta lavorando alle conferme, da cui sono le basi per cercare di ripartire al meglio. È normale che il discorso del calciomercato diventa un pochino più vasto, più ampio, perché ci sono in mezzo altre società, nonché l'ultima, questa di Embalo, che se non sbaglio la finanziaria è la stessa di quella del Paris Saint-Germain, quindi si parla di cifre e di contratti astronomici, dove in un momento così difficile forse un anno in più e un contratto allungato a livello economico più importante lascia trafilare qualche perplessità. Però ci sono le basi per cercare di fare meglio. Il direttore, so che si è trasferito in quel di Milano, sta lavorando per cercare di dare al mister Baglio una squadra competitiva, importante. Sono scelte tra l'altro anche abbastanza discutibili, che poi alla fine vengono legittimamente rispettate, però l'età di Embalo, come accennavi tu prima mister, faceva presagire, lasciava comunque intendere una volontà di giocarsi le proprie carte per una carriera diversa, con una scelta così
chiaramente non improntata ad un progetto calcistico, ma soprattutto ad una mera e pura questione economica, perché se in questo momento hai dimostrato di poter fare la differenza in Serie B, hai la possibilità di poterti giocare le carte nuovamente in una piazza che ti ha valorizzato, hai anche delle proposte in una categoria che comunque hai conosciuto e in cui hai certificato le tue qualità, e invece di sfruttare l'onda di questo momento preferisci voltare definitivamente pagina e cambiare il corso alla tua carriera, dal mio punto di vista per una scelta abbastanza discutibile. 4 anni senza dubbio, un contratto importante, probabilmente irrinunciabile, ma non si può sostenere secondo me che ha prevalso la voglia di continuare una carriera. Certamente l'Eupen, con tutto il rispetto e l'ammirazione possibile per questa scelta, possibile al momento da quanto ci risulta fatta, a meno di colpi di scena ulteriori delle ultimissime ore, degli ultimissimi minuti, è una scelta senza dubbio dal mio punto di vista discutibile e non ha prevalso il progetto tecnico, ma logicamente il quadriennale a cifre importanti che gli ha proposto l'Eupen. È un Cosenza che valorizza questi giocatori, lo abbiamo visto con Embalo, lo abbiamo visto con Palmiero. A proposito di Palmiero c'è una clip che lo riguarda, poi ne discuteremo subito dopo. Allora, dicevamo Palmiero. Attilio, quali sono le ultime novità che riguardano questo giocatore molto ambito da squadre di Serie B, anche di alta classifica? Super ambito, ma abbiamo spiegato nelle settimane come il Cosenza realmente stia cercando di lavorare a un ritorno di Palmiero alla corte di Piero Braglia. Il direttore sportivo Stefano Trinchera è stato pizzicato più volte nelle scorse settimane con l'entourage del giovane centrocampista di proprietà del Napoli. Abbiamo spiegato i tecnicismi intorno a Palmiero, come sia Palmiero che Tutino partiranno in ritiro con il Napoli. È una trattativa che proseguirà per le lunghe, è vero e concreto l'interesse del Pescara. Il Crotone l'avrebbe individuato come sostituto ideale nel caso in cui dovesse partire Barberis a centrocampo, fresco di rinnovo fino al 2021, ma il Cosenza coltiva concretamente di fatto l'idea di poterlo riavere a disposizione. Spera che la volontà del calciatore possa prevalere a parità di condizioni e soprattutto a pari di categoria, sempre nel caso in cui non dovesse manifestarsi da qui alle prossime settimane una proposta che al momento, da quanto ci risulta, non c'è dalla Serie A, ma il Cosenza coltiva concretamente l'idea di poter riavere Luca Palmiero nella prossima stagione ancora a disposizione di Piero Braglia. Un po' il sogno non tanto nascosto, quello di rivedere le geometrie di Palmiero al San Vito Gigi Marulo. Tra l'altro il Cosenza ha cercato anche di tessere la tela per eventuali sostituti, ha sondato il terreno per Bianco sparando cifre al momento fuori portata, ha cercato anche Koulibaly che era in un ruolo completamente diverso rispetto a Palmiero, cercando anche delle vie alternative da un punto di vista tattico, ma il Cosenza è convinto sempre di più di riuscire a riottenere il sì del giovane regista, senza dubbio in rampa di lancio sul mercato nazionale. È un Cosenza, mister, che insomma vuole, abbiamo detto, valorizzare determinati calciatori e guardando anche con un occhio al portafoglio, cioè senza spendere troppo, però magari ovviamente prendendo giocatori di interesse, di esperienza. Ma, sicuramente se parliamo di questo ragazzo sono 2 anni che sta facendo benissimo, è un metronomo effettivamente del centrocampo dove mister Braglia ha dato le chiavi di tutte e 2 le fasi, sia in fase di possesso che non possesso, con una grande visione di gioco, quindi è normale che sia nell'attenzione di club importanti. Quello che dispiace è che, ahimè, tutti questi ragazzi che vengono qui a giocare a Cosenza e che trovano e che vorrebbero rimanere, perché c'è da dire anche questo, stanno bene, quindi in questo momento che si vive anche sulle ali dell'entusiasmo lo sappiamo che Cosenza è perfetta sotto questo punto di vista, ma
c'è da dire che è un ragazzo che veniva da una primavera, allora perché non cercare attraverso il nostro settore giovanile, non fare esordire qualche ragazzo dell'Interland nostro calabrese che devono andare in giro per l'Italia quando c'è la possibilità di poter investire e automaticamente di poter creare anche dei guadagni all'interno della stessa società. Quindi io dico questo, e sicuramente puntiamo sui ragazzi degli altri, valorizziamo gli altri, ma proviamo ad avere anche un occhio nel nostro settore giovanile. E questo è l'appello di mister Spinelli. Intanto vediamo una grafica che riguarda proprio il Cosenza, così chiudiamo questa parentesi che riguarda i lupi, proprio il colpo a sorpresa, grafica preparata dal nostro Attilio Malena, perché il colpo a sorpresa potrebbe essere appunto Moreo, operazione definita a sorpresa nel weekend, il calciatore classe 96, autore di un campionato importantissimo lo scorso anno in Serie D, ma non dovrebbe però rimanere a Cosenza, il calciatore dovrebbe essere prelevato, come accaduto nel caso di Tiritiello, per poi essere successivamente girato e per una nuova avventura nel terzo campionato italiano, ma è un colpo a sorpresa che testimonia come il raggio del Cosenza, i fari del Cosenza siano realmente a lunga gettata. Si pensa sì a rinforzarsi per il presente con un occhio al futuro, perché questi calciatori poi un domani, una volta esplosi, possano tornare alla casa madre e poi essere o pedine di scambio o, perché no, risorse propriamente per il Cosenza. Ma è un colpo che il Cosenza ha definito nel corso del weekend, su questo non ci sono dubbi. Sì, penso proprio di sì, che è un ragazzo che era seguito dal nostro direttore, è un ragazzo che ha buone qualità di scelta di tempo, colpo di testa, è un buon centravanti, è normale che essendo la prima esperienza c'è tutto da valutare, quindi penso che la trattativa sia andata già a buon fine e che il ragazzo sia trasferito magari cosiddetto a farsi le ossa in un campionato di C, nella speranza che sicuramente possa fare bene. E questo è quello di cui parlavamo prima, un occhio rivolto al futuro, gettato a lungo tragitto per cercare di mantenere in piedi una società che ha l'ambizione di voler farci fare un salto diverso. E queste prerogative sono anche del Crotone, mister, perché il Crotone è una società che valorizza i giovani pitagorici, ma valorizza anche, l'abbiamo visto anche in passato, calciatori provenienti da altre squadre, mi viene in mente la Roma, insomma tanti bravissimi calciatori sono passati dall'Ezio Sciro. Sì, ecco. Va presa come spunto perché il Crotone, non ci dimentichiamo che è andato in Serie A con una serie di prestiti delle primavere di altre società importanti, vedi la Roma, vedi la Juve, quindi il direttore è attaccato a questo carrozzone dove sicuramente ha dato la possibilità di poter far annusare la Serie A facendola anche con i prestiti, ma c'è da dire che c'è anche dietro un settore giovanile a Crotone molto importante dove viene seguito e ci viene dedicato del tempo e alla fine magari non potranno esordire in Serie B, ma ne ha molti sparsi in giro per l'Italia. E Attilio, c'è proprio una grafica che riguarda il Crotone, andiamo a vedere insieme, prima proprio di chiudere questa prima parte della nostra trasmissione. Vediamo Firenze che... Da Dio però. Da Dio perché va via. No, perché Marco Firenze abbiamo voluto utilizzare questo gioco di parole per il polivalente centrocampista che ha tirato su di sé interessi importanti, richiesta dall'Ascoli per il centrocampista. Il Crotone pensa parallelamente non solo alle entrate ma anche alle uscite. Sul calciatore è piombata la Salernitana che è alla caccia di un interprete in quella zona di campo. Il Crotone che sta definendo con il Milan una trattativa battezzata per il difensore Bellodi, che arricchirà ulteriormente il parco difensori di Giovanni Stroppa, che attende l'ufficialità per quanto concerne Curado, altra trattativa definita ormai da diverse settimane. Abbiamo raccontato del biennale in arrivo per Mustacchio. In uscita il Crotone apparentemente, se non dovesse privarsi di nessuno, sarebbe a posto così a centrocampo, ma in realtà sarebbe giunta all'entourage di Benali una richiesta di informazioni dal Brescia, quindi teniamo e monitoriamo questa possibile uscita a fronte di una proposta economica importante da parte di Benali,
con il Crotone che insegue sempre Deli che però piace moltissimo anche alla Cremonese di Massimo Rastelli, una Cremonese che, come abbiamo raccontato settimana scorsa, pensa anche a Scozzarella in scadenza di contratto con il Parma per il centrocampo, studia sempre il colpo Ceravolo per l'attacco, profilo seguito ormai da 1 anno e mezzo a questa parte dalla Cremonese, che vuole regalare a Massimo Rastelli, e chissà che questa non sia realmente la volta buona, ma è un Crotone meta sempre gradita agli interessi di calciomercato, non ultimo il Brescia, che ha già tessuto la tela rinforzando e rinsaldando i rapporti con il Crotone con l'operazione che a gennaio ha portato Martella dal Crotone al Brescia, e chissà che non si possa intavolare una nuova trattativa, ma al momento c'è solamente una richiesta di informazioni delle rondinelle su Benali. Budimir, l'abbiamo detto nelle scorse settimane, è tornato al Mallorca, quindi, o meglio, era già lì, è rimasto completamente. Gli piace la Spagna, gli piace la Spagna ante come dargli torto, mister? No, come dargli torto. Effettivamente ha preferito rimanere lì, quindi è stato riscattato da parte della società, quindi penso che non si muoverà da lì. No, ma tra l'altro un rapporto tra Mallorca e Crotone che si è rinsaldato ulteriormente con la visita dei massimi vertici della società in Calabria, a testimoniare come la Calabria non sia solamente terra di turismo, ma anche di turismo calcistico, e Mallorca e Crotone dovrebbero affrontarsi anche in amichevole, tutto però trattative di calciomercato che fanno da apripista poi all'inizio dei ritiri rispettivamente di Crotone e Cosenza previsti nelle prossime settimane. Noi ovviamente seguiremo anche questo. Vediamo proprio sulla pagina dell'FC Crotone proprio queste parole che hai detto tu, Attilio, questa visita in società di Cardoso nella sede dei rossoblù pitagorici, però insomma tornando alla Serie B, mister, sarà un campionato anche questo molto competitivo, molto difficile, perché ci sono tante squadre che puntano al salto di categoria, alcune, altre insomma a mettersi in mostra, ecco. Sì, ogni anno diciamo sempre le stesse cose. Perché è una piccola Serie A, possiamo dire così. Ma è vero perché fra le retrocesse, quelle che puntano a vincere, effettivamente sono degli organici importanti che sicuramente non sfigurerebbero neanche nella massima serie. Quindi la Serie B oggi è diventato un campionato importantissimo, ancora non si sa, il discorso Palermo mi sembra un pochino molto riduttivo, anche se la Lega sotto questo aspetto si dovrebbe rendere conto che non si può arrivare all'ultimo e cercare di fare un girone. Bisogna capire quali siano le squadre, bisogna dare delle identità giuste e cercare di essere molto più snelli e più veloci sotto la parte burocratica. Ci sono sempre questi intoppi quando si arriva nel mese di luglio. Ma il Crotone è impegnato, lo dicevamo prima, anche nelle uscite. Trattativa avviata con il Rende per il passaggio dell'estremo difensore classe 2000 Figliuzzi dal Crotone al Rende, un Rende che poi potrebbe attingere nuovamente al settore giovanile del Crotone con la conferma in casa Rende da parte di Giannotti, che ha ben figurato in questa stagione con la maglia del Rende, allora guidata da Ciccio Modesto, che il prossimo anno verrà guidato da mister Angelo Andreoli. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Ben ritrovati con la seconda parte di Qui Mercato. Attilio, ci eravamo lasciati parlando di Serie B, chiudiamo proprio con una raffica che riguarda le varie squadre che militeranno nella Serie B 2019-2020. Vediamo un attimino quali sono le ultime notizie. È entrato nella trattativa che ha portato Sensi dal Sassuolo all'Inter, Sala richiesto dal Pescara ufficialmente in prestito. Altre trattative che vedono appunto la
il Padova e il Cittadella forti su Mora dell'Atalanta, chi si sta muovendo in maniera importante per cercare di regalare colpi importanti, per cercare appunto nuovamente il salto in Serie A, è l'Empoli, che si è avvicinato nel weekend alla Ribida, all'Hellas Verona, lavora anche al colpo di Carmine, che potrebbero essere appunto propedeutici al rinforzo della rosa a disposizione di Christian Bucchi, mentre un altro nome che piace è quello di Donnarumma, e la priorità per il centrocampo di Christian Bucchi per distacco sulla concorrenza resta Jacopo Dezzi. Il Frosinone nel weekend ha blindato il baby Persichini, il Pescara nemico pubblico numero 1 nel mercato del Cosenza, non solo per Palmiero ma anche per l'inserimento nella corsa a Seter. Camporese, che avevamo accostato la settimana scorsa al Crotone e ad un passo dal Pordenone, che avrebbe raggiunto un'intesa di massima. Il Benevento avanza sul fronte falzerano richiesto da Pippo Inzaghi. Al Pescara manca solo la firma per l'arrivo, si è liberato a parametro zero dal Foggia di Busellato, e tra pochissimo entreremo nel vivo anche di dinamiche e retroscena riguardanti Regina e Catanzaro, ma è un mercato di Serie B molto vivo e vibrante rispetto alla scorsa settimana. Mister, tante squadre, dicevamo prima, di Serie B, tanti allenatori importanti che evidentemente hanno scelto di tornare in Serie B, di partire dalla Serie B per farsi le ossa, insomma è un campionato che può essere un trampolino di lancio anche per tanti calciatori, ex calciatori, che hanno deciso di investire l'abbiamo detto prima, è un campionato interessante dove dà la possibilità sia a chi deve lanciarsi che a chi scende per cercare di fare bene. Quello che ci riguarda a noi un pochino più da vicino, siamo molto legati alla cittadina di Pescara, sì. Nel bene o nel male, quello che è lo scontro diretto per cercare di portare a Cosenza alcuni calciatori importanti. Per quanto riguarda gli allenatori, oggi la B è diventato un palcoscenico importante, lo vediamo d'altronde con l'evento di Ventura a Salerno, quindi si passa dalla nazionale, al di là se ha fatto bene o ha fatto male, comunque un tecnico che era nell'orbita della nazionale, che oggi va ad allenare la Salernitana, che era lì per retrocedere, quindi questo sbalzo di categoria a volte non c'entra nulla se c'è un programma dietro societario che ti dia la possibilità, di programmare e cercare di fare del bene. Con tutto il rispetto per Giampiero Ventura, è tornato nella sua dimensione. Certo. In una dimensione come quella cadetta, Giampiero Ventura può avere una valenza e può dare un'impronta, lo ha dimostrato a Bari, lo ha dimostrato a Pisa, lo ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera. Quello che non poteva fare Giampiero Ventura, risultati alla mano, con il disastro mondiale, era quello di potersi misurare, ma in Serie B è un allenatore che a mio avviso ne sono pienamente d'accordo, perché io parlo non tanto di esperienza, perché mi sarebbe piaciuto anche a me, parlo soltanto per il sentito dire e per le difficoltà che a volte si evidenziano nel fare il selezionatore e fare l'allenatore. Certo. In questo caso penso che Ventura gli manca il campo, gli manca avere la squadra in mano, gli manca la settimana, quindi penso che sotto questo aspetto lui, che è ripartito da Bari, è ripartito da Pisa, è ripartito da piazze importanti, penso che Salerno sotto questo aspetto gli dia la possibilità di poter fare sicuramente. E caratterialmente ha dimostrato di saper domare anche piazze esigenti. Salerno vive un momento di profonda depressione da un punto di vista ambientale, da un punto di vista dei risultati che prima citava il mister, quindi ha bisogno di un condottiero con forte personalità e tanta voglia di rilancio. Credo che Ventura, nonostante qualcuno dica il contrario, possa essere realmente la scelta giusta per la Salernitana. Ripeto, dal mio punto di vista ritorna nella sua dimensione, dove avrà la possibilità di poter dimostrare di essere ancora un allenatore. Mister, poi è una Serie B molto omogenea, ci sono squadre del sud, squadre dell'estremo nord, abbiamo l'esempio del Pordenone che dovrebbe anche andare a giocare alla cosiddetta Dacia Arena di Udine, insomma è un altro bello spettacolo perché si calcano proprio i palcoscenici della Serie A. Ma infatti è un campionato di lungo e largo, dove si prende il nord, il sud, d'altronde siamo l'Italia, quindi al di là
del nord, centro e sud, la cosa più bella è che ti vai a confrontare con realtà importanti e che la nostra Cosenza si faccia ben volere da tutti, perché abbiamo lasciato il segno in questi anni attraverso il pubblico, attraverso l'educazione del nostro pubblico, anche quando siamo andati fuori casa, quindi sotto questo aspetto ci fa solo piacere, perché il Sud è anche tutto questo, calore e amore verso questo splendido sport. Attilio, capovolgiamo la scaletta, parleremo tra pochissimo di Lega Pro, di Serie C, o come dir si voglia, e iniziamo proprio dalla Serie A, perché leggendo proprio le prime pagine dei giornali di oggi vedo un Inter molto attiva sul mercato, poi ovviamente c'è la Juventus che nel weekend ha messo a segno alcuni importanti colpi, c'è il ritorno che potrebbe confermarsi in queste ore di Buffon come secondo portiere addirittura della Juventus. Insomma, raccontaci tu un po' come sta andando questa serie. No, l'ufficialità che arriva dall'inizio della sessione di calciomercato ha portato poi a un fiume di comunicati ufficiali. Godin e Lazzaro ufficializzati come nuovi calciatori dell'Inter, lo scambio che è andato a segno con Pellegrini ufficialmente come nuovo calciatore della Juventus, così come Adrien Rabiot che si è presentato quest'oggi, Costas Manolas come ufficialmente nuovo difensore del Napoli, Theo Hernandez al Milan, Ramsey non era una notizia ma anche lui è diventato ufficiale, Sensi oggi svolgerà le visite mediche e domani diventerà un nuovo calciatore della Juventus, e la settimana di Delight dall'Ajax alla Juventus, operazione battezzata, 67 milioni di euro di parte fissa più 13 di bonus, 5 anni di contratto a 12 milioni di euro a stagione, e poi la muraglia Godin come ha ribattezzato la Gazzetta dello Sport. Stai mostrando Tutto Sport, l'apertura dedicata a Federico Chiesa, il colpo della Lazio nel weekend che abbiamo raccontato anche dalle colonne di Calciomercato Report, 7 milioni di euro più l'intero cartellone di Murgia per il passaggio dalla Spal alla Lazio dell'importante esterno, reduce da una stagione senza dubbio da protagonista alla Spal, Lazzari, con la svolta improvvisa nella serata di ieri che porterà Benassi alla corte di Andreazzoli dalla Fiorentina, e il Torino che ha praticamente definito la trattativa Verdi con il Napoli sulla base di 20 milioni di euro cash. Il Torino, logicamente forte della riammissione in Europa League, ha voluto regalare questo importante colpo a Walter Mazzarri. L'Udinese invece ha strappato al Bologna di Walter Sabatini Ilya Nestorowski, dopo Jaialo a parametro zero dal Palermo, Pierpaolo Marino ha deciso e ha scelto di regalare a Igor Tudor l'attaccante Ilya Nestorowski, che ha fatto benissimo anche la scorsa stagione a Palermo, ma è tempo di ufficialità, ma è anche tempo di telenovele, Anna. Venendo al caso del giorno, Nicolò Barella, abbiamo sempre raccontato che dal nostro punto di vista Nicolò Barella da un anno e mezzo ha scelto solamente l'Inter. Tra domani e dopodomani Inter e Cagliari si incontreranno per definire la buona riuscita di questa trattativa. L'Inter è intenzionata ad alzare la proposta fino a sfondare il muro dei 40 milioni di euro. Con il calciatore c'è accordo totale, ribadisco, da un anno e mezzo a questa parte, nonostante l'inserimento concreto della Roma che ci ha provato, avendo raggiunto un accordo di massima con il Cagliari sulla base di 35 milioni di euro più l'intero cartellino di De Frel, ma il calciatore anche in questi giorni ha ribadito solamente di volere il nerazzurro senza considerare altro. Mister, parlavamo anche nelle scorse settimane, questo ritorno di tanti allenatori in Italia, abbiamo visto Conte, Sarri, vuol dire che il calcio italiano torna ad essere, insomma, a livelli alti? Sì, hai detto una cosa sacrosanta, perché oggi il calcio italiano, ecco, si sta livellando attraverso la Juve, attraverso l'Inter, a questi grossi club che erano per la maggiore, quindi il ritorno dei nostri allenatori, vedi Ancelotti l'anno scorso, sì, Conte quest'anno, ambiti in piazze importanti, Chelsea, Manchester, Real Madrid e compagnia varia. Devo essere sincero, c'è una crescita totale, dovuta anche al fatto che magari queste società nostre importanti stanno prendendo nei loro organici calciatori di altissimo livello, e quindi io penso che le nostre 3 o 4 società importanti che facciano al caso di queste più rinomate nel campo europeo
siano eguagliate, poi il resto sembra un campionato a sé. Infatti stavo dicendo c'è un po' di divario fra ovviamente Inter, Napoli, Juventus e tante altre squadre, vedi anche il Lecce neopromossa, vediamo proprio qui l'obiettivo sono Moreo, Ilmaz, insomma tante scelte. Però il Lecce si sta muovendo credo nella miglior maniera possibile, alle idee molto chiare rispetto magari ad altre formazioni che si sono trovate un po' impreparate col salto di categoria. Ha superato la concorrenza per Moreo del Palermo, potrebbe prendere anche Lofaso, altro giovane attaccante di proprietà del Palermo, resiste il sogno Ilmaz con la famosa missione dell'ex direttore sportivo del Cosenza, attualmente a Lecce, Mauro Meluso, filtra ancora ottimismo e c'è la volontà di regalare a Fabio Liberani questo grande forse allora, non faccio nomi perché è giusto che sia così, ma molto probabilmente a Lecce ci saranno 2 ragazzi dell'Under 21 spagnola che reduci dal campionato europeo che andranno a Lecce. Quindi il mister ci regala una notizia di mercato quindi sotto questo aspetto io sono in stretto contatto con il mio ex allenatore Franco Giugno, quindi sotto questo aspetto lui oggi è scouting presso il Lecce Calcio e avendo delle piccole notizie so che il direttore Meluso nell'ultimo periodo si sia mosso fra l'Albania, la Spagna, la Turchia, quindi hanno le idee molto chiare su quello che sono i calciatori che vorrebbero portare all'interno del loro organico e hanno una rete scouting molto importante perché è a 360 gradi in giro per l'Europa. Quindi Lecce potrebbe essere anche mister quell'outsider tipo qualche anno fa il Crotone che si è salvata a sorpresa. Ma certo, tranne poi le 4-5 squadre di testa che fanno la lotta e lo sappiamo benissimo, un sali e scendi di 2, 3, 5 punti, il resto deve abituarsi a lottare fino alla fine. Sì, ma indipendentemente da questo il mister faceva bene a riferire prima dell'estero, il Lecce ha già messo a segno 2 colpi secondo me non da trascurare, uno è senza dubbio Benzar per la difesa, l'altro è Shatov per il centrocampo, in difesa Tonelli resta sempre il sogno ma ci sono delle complicazioni, Silvestre si è promesso, Acqua per il centrocampo. È un Lecce che sta prendendo forma, ma in realtà il presidente Sticchi Damiani aveva lasciato presagire già subito dopo i festeggiamenti per la promozione realmente di voler costruire una squadra pronta da subito per recitare un ruolo importante con almeno 11 giocatori di categoria, lasciando presagire alla rivoluzione che il direttore Meluso sta attuando in queste ore. C'è qualche squadra secondo lei, mister, che sta deludendo, almeno al momento, in questo inizio di calciomercato? Vedi Roma, magari Milan, con le problematiche che ci sono dietro? Io non penso di parlare di delusione, sicuramente ci sono delle rivoluzioni all'interno di queste società che stanno cambiando tanto, vedi il caso Roma. È normale che nel momento in cui potessero fare dei risultati, allora in questo caso sono stati bravi, se non dovessero sicuramente si sarà fatto male, perché mandare via Totti, mandare via De Rossi, mandare via qualcun altro e fare una rivoluzione sicuramente ci vuole anche coraggio. Intanto abbiamo al telefono il nostro ospite in collegamento telefonico, il presidente della Lega Pro Ghirelli. Buon pomeriggio Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, nessun grazie da parte vostra, un dovere, è un piacere. Allora Presidente, quali sono le ultime novità? Proprio ho visto alcune sue dichiarazioni che riguardano le seconde squadre, lei diceva un'occasione sprecata per miopia della Serie A. Ma guardi, vi è stato in questi anni tutta una discussione che in parte era vera, in parte era un po' forzata, che le seconde squadre le bloccasse la Serie C. In realtà vi è stato l'anno scorso una gestione sbagliata che ha portato a una sola squadra, va dato atto alla Juve di averla fatta. Quest'anno vi era un'occasione per poter provare a fare che cosa? Ci hanno detto che le seconde squadre vanno provate con un esperimento serio
perché queste possano diventare un ulteriore asset per la crescita e per fare esperienza di giovani calciatori italiani in funzione della nazionale. Di fronte a una cosa di questo genere, al fatto che possano servire perché i nostri figli e i nostri nipoti possano avere la stessa gioia che io per esempio ho provato nel 2006 vincendo in Germania o nel 1982 ripensando alla vittoria in Spagna, il Presidente deve dire obbedisco, non ha un'altra alternativa da questo punto di vista. Mi sarei aspettato che la Serie A avesse risposto in questo stesso modo. È un'occasione persa. Presidente, invece ci sono tante società virtuose, come mi viene in mente il Rende, lei è stato tante volte qui in Calabria, insomma sono società pulite che ovviamente puntano alla valorizzazione dei giovani talenti. Diciamo qualcosa in più, se mi posso permettere. Giustissime le cose che ha detto lei, io aggiungerei, vede, io sono nato e ho vissuto in una regione che è l'Umbria, che negli anni in cui io studiavo, tantissimi calabresi, giovani ragazze, giovani ragazzi, approdavano all'Università di Perugia in un numero incredibile. E avevano una caratteristica rispetto alla gran parte degli altri studenti che provenivano dalle regioni del sud, perché difficilmente tornavano in Calabria e la Calabria perdeva intelligenze che erano e invece le trasferiva nelle altre regioni d'Italia, arricchendo il patrimonio di quelle altre regioni. A Rende c'è un'università eccezionale, una tra le più avanzate, e credo che l'incrocio tra la capacità dell'intelligenza, della formazione e un progetto sportivo come lo intende il Presidente Coscarella può far della Calabria di Rende uno dei punti avanzati nel quale costruire un modello che sia virtuoso, nel senso che se i ragazzi si approprieranno degli strumenti scientifici e delle capacità dal punto di vista intellettuale, non solo avranno una prospettiva nella loro vita futura dopo la fase che è quella di essere calciatori a tutti gli effetti, ma anche miglioreranno, avendo più strumenti dal punto di vista dell'intelligenza, anche la loro capacità sportiva e la capacità di rispondere sul campo. Questa è l'ambizione di Coscarella e noi, di fronte a un'operazione di questo genere, come ho detto per le seconde squadre obbedisco, in questo caso sono al fianco di Coscarella per tutta la vita. Presidente, invece ci sono altre squadre ambiziose come ad esempio la Reggina e il Catanzaro che invece puntano al salto di categoria. Mi sembra giusto, sono due realtà che hanno una storia alle spalle gloriosa. Se penso al Catanzaro in testa mi viene Palanca, se penso alla Regina penso agli anni della Serie A, quindi hanno ragione di rinverdire quella tradizione. Penso a due comunità forti, ambiziose, a un presidente come Floriano Noto di primo livello, di grande qualità, di grande spessore, che ha in testa un progetto di sviluppo e quindi credo che sia giusto e anche questo costituirà uno degli elementi di rafforzamento dell'immagine della Calabria, perché il calcio comunque è un elemento che trasmette forza, identità ed ha anche una capacità attrattiva molto forte. Ecco, questo è il merito di questi imprenditori. Un buon pomeriggio anche da parte mia, Presidente Attilio Malene, grazie per aver accettato il nostro invito. Venendo a comunque delle questioni importanti, la rimodulazione dei gironi sarà omogenea, verrà confermata la stessa intelaiatura o si sta prendendo in esame la formulazione dei gironi misti e se si aspetta un'estate dal suo punto di vista più tranquilla rispetto a quelle precedenti in termini di ripescaggi e mancate iscrizioni? Allora, noi oggi siamo il 2 luglio,
Sì. Sì? L'anno scorso eravamo in una tragedia, Ci ricordiamo. ok? Non sapevamo quando si sarebbe iniziato, non si sapeva quante sarebbero state promosse, poi abbiamo avuto delle follie nella gestione delle società che non avevano le fideiussioni, hanno seguitato a farle giocare, nonostante noi avessimo detto che bisognava metterle fuori, tant'è vero che la Lucchese è arrivata fino alla fase degli spareggi. Chi l'ha fatto si dovrebbe un po'... Io l'ho chiesta scusa e non c'entravo niente, non avevo la responsabilità se non di far parte di questo sistema e l'obbligo di cambiarlo. Io ho chiesto scusa, ancora aspetto le scuse alle società che hanno sofferto, perché se ci fosse stato quel provvedimento, allora senza cambiare le regole che abbiamo cambiato, si poteva avere anche allora un campionato tranquillo. Oggi è il 2 luglio, non avremo penalizzazioni dal punto di vista del campionato, perché o sono in regola con il 24 giugno, se già verificato, oppure sono state messe fuori. Quindi abbiamo risolto un altro problema dal punto di vista delle regole. Ora attendiamo che cosa avverrà. Io onestamente il passato è passato, oggi dobbiamo vedere di guardare in avanti. Logicamente adesso, dopo aver fatto le regole, e qui va dato grande merito al Presidente della Federazione, Gabriele Gravina, che in poco tempo è riuscito a cambiare il sistema di regole, a dare certezze nei tempi, certezze dal punto di vista della proprietà, di mettere in campo una black list che toglie i banditi dall'appropriarsi di società come erano abituati a fare ed erano sempre gli stessi. Ora la mia vera grande preoccupazione è quella di partire con il campionato e di trovare la sostenibilità economica, poi se vuole ne parliamo. Per quanto riguarda i gironi, se dovessero entrare anche le squadre di cui si parla relativamente ai ripescaggi, cioè la Reggiana, prima il Modena, la Reggiana ed altre, bene, diventano gironi abbastanza equilibrati, tre. Come saranno suddivisi? Io credo che noi abbiamo dei criteri molto precisi, dobbiamo mettere in piedi quei criteri e rispettare quei criteri, molto basta, in modo tale che nessuno possa mettere in discussione una cosa di questo genere. C'è un dibattito aperto dal Presidente del Renato, Strafito, una piccola società ma di grande lignaggio e di grande correttezza, che ha posto il problema dei gironi nazionali. Io non so se il Consiglio direttivo andrà in questa direzione, penso che si manterrà la stessa divisione di questo campionato che c'è stato e poi partiremo, e spero che siano come i play-off, che sono stati stupendi. Grazie Presidente, grazie per essere stato con noi e aver accettato il nostro invito e buon lavoro. Presidente. Grazie a voi. Attilio, leggevo proprio poco fa questa notizia della Regina che ha iniziato il restyling del centro sportivo Sant'Agata. Sì. È un presidente Gallo che insomma è impegnato su diversi fronti, non solo a allestire un organico competitivo, ma appunto ovviamente anche a ristrutturare, a riportare alla ribalta gli impianti sportivi della città dello Stretto. Ce ne fossero di presidenti Gallo in giro per la Calabria, per l'Italia. Riacquisito il centro sportivo Sant'Agata, rimessa in piedi una squadra dirigenziale di primo livello. È una società, quella della Regina, che in pochi mesi ha effettuato un salto di qualità sotto tutti i punti di vista. Oggi la Regina è una realtà importante dal punto di vista nazionale, guardata con gli occhi attenti anche dai media di tutta Italia. Sta costruendo, come dicevi tu, una rosa assolutamente di prim'ordine, non fatta di nomi ma fatta di uomini sotto i dettami del nuovo allenatore Mimmo Toscano, e anche la scelta del nuovo allenatore fa riflettere una vera e propria eccellenza della categoria che c'entra poco. Sicuramente ha avuto qualche colpo a vuoto rispetto al recente passato, ma è uno che sa come vincere i campionati
campionati, sa come trarre il meglio dai suoi uomini. La regina oggi è considerata giustamente, secondo il mio punto di vista, veramente come stimolo a tante altre società che devono ripartire. Il presidente Gallo ha ridato entusiasmo e nuova linfa a una piazza che sembrava morta. Invece Reggio Calabria è viva, Reggio Calabria vive di calcio, e al presidente Gallo, secondo me, vanno solo fatti gli applausi e i complimenti per come sta gestendo e portando avanti il marchio Regina. Hai fatto vedere tu prima l'ufficialità in grafica di Sunas, sì. Colpo ufficiale con la regina che lo ha strappato alla corte del Cesena di Modesto, la regina che sta prendendo anche almeno 2 difensori centrali, in arrivo Rondanini dal Brescia dopo l'ufficialità di Enrico Guarna per la Porta, dovrebbe arrivare a breve anche l'ufficialità dell'accordo con il difensore centrale Cristini, in fase di valutazione anche il ritorno di Bergamelli, che però la Ternana vorrebbe riconfermare per la prossima stagione. Ma ci sono le condizioni, si stanno creando le basi per un prossimo campionato assolutamente da protagonista per la regina, sempre però con i piedi ben piantati per terra. Col mister chiudiamo proprio, visto che siamo in chiusura di trasmissione, sulla Serie C, una Serie C che abbiamo detto anche col presidente Ghirelli. Ci sono tante squadre che cercano questo salto. Perché di la chiamiamo B2, forse B2. facciamo prima. Facciamo prima. Bari, Catania, Avellino, Reggio, Catanzaro, tutte in estere di partenza, squadre che stanno allestendo un organico importante. L'evento di Mimmo Toscano a Reggio, bravissimo il presidente a farlo scendere di categoria, è uno che vince i campionati in continuazione. Quindi a maggior ragione vedremo un campionato di Serie C molto competitivo. E poi c'è il Rende e la Vibonese, che potrebbero essere, insomma, quelle squadre che zitte a rilento, però. Parliamo del Rende. Il Rende ha un grandissimo coraggio, questa è la verità. Ogni anno parliamo che hanno coraggio, a volte si sbaglia, a volte si può fare bene. Fino ad oggi hanno fatto bene e gli auguriamo tutto il meglio che possano continuare a fare. La Vibonese invece a Tire c'è una novità sull'arrivo del tecnico. Ancora no. Siamo sempre in ogni stand-by. settimana dovrebbe essere quella giusta, ma al momento non ci arrivano segnali né in un senso né in un altro, ma ci sono continui contatti, continui incontri, nonostante questa apparente situazione di calma. La Vibonese sta lavorando al suo interno per ristabilire degli equilibri probabilmente che si sono un po' smarriti rispetto al recente passato. C'è la questione allenatore, si parte già da una base importante con 12-13 calciatori sotto contratto, ma è una Vibonese che, nonostante sembri al momento al palo, sta lavorando alacremente per allestire una squadra importante e anticipare la concorrenza sotto diversi obiettivi di calciomercato. Allora, siamo in chiusura. Io ringrazio mister Andrea Spinelli per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, gentilissimi, per l'invito. Grazie ad Attilio Malena, che ritroveremo qui puntualissimi domani alle 15. A domani con Qui Mercato e tante notizie di mercato. Oggi il presidente Ghirelli ci ha detto cose importanti per una Serie C che si sta ridisegnando sotto il punto di vista della sostenibilità economica. Grazie a te, Anne, e grazie a chi ci ha seguito da casa. A domani, sempre con Qui Mercato. Grazie ad Enzo Leonetti in regia, Michele Cava alla Camera. Appuntamento a domani, vi aspettiamo. Volevo credere a qualcosa, forse un po' di più. Di frasi a metà non ne posso più. Tu che mi scrivi in direct, sono andato alle Hawaii. Felicità è un gusto che non prendo mai. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. Mordi Eva e lasciami ballare tutta l'estate. Quando il sole sale sento e vuoi sentire il cambiamento sotto una luna nuova. Da una finestra suona la musica che fa. Sento che dentro di me c'è un vento che porterà via. Dite ad Adamo che senza peccato chiudi la busta Maria. Scappo da questo motel, questa casa non è più la mia. Ho imparato con occhi diversi che sotto la pelle restiamo noi stessi. Che l'estate ad un passo da me, che l'estate non fa per te. Che l'estate ad un passo da chi sa sognare come me.